Buongiorno, i titoli. Tragedia familiare a Vittoria, tunisino da fuoco all'abitazione della famiglia, morta la madre, gravemente ustionate le sorelle e il padre. Alunni che picchiano con schiaffi, pugni e calci i professori, 2 episodi gravissimi a Palermo e a Milazzo, chiudono quest'anno scolastico. A Palermo a gennaio aggredirono e insultarono giovani omosessuali, adesso scatta il DASPO Willy per 4 maggiorenni e 3 minorenni. Crisi idrica, le trivelle in azione ad Agrigento per cercare acqua, Messina piano antispreco sulle spiagge pubbliche che dimezzano le docce. Il 15 di giugno il trenino della Circum Etnea di Catania si fermerà sempre sul tratto Catania-Paternò, un pezzo di storia che scompare per lasciare spazio alla moderna metropolitana. Taormina Arte, la nuova direttrice artistica Gianna Fratta, Sicilia 24 annuncia il Festival del Cinema in programma a luglio, allunghiamo la stagione spettacoli non solo d'estate. Calcio, questione davvero di ore per l'arrivo sulla panchina del Catania di Domenico Toscano, il DS Faggiano sulle tracce di Gabriele Artistico. Buongiorno, dunque lo sentivate dai titoli, tragedia familiare a Vittoria, siamo nel Ragusano, un giovane tunisino con problemi psichici dà fuoco all'abitazione della famiglia, morta la madre, gravemente ustionate le sorelle dell'uomo che è stato fermato e il padre anche ricoverato in ospedale. Sentiamo Angelo Gagliano. Un morto e 3 feriti gravi. È pesantissimo il bilancio della tragedia familiare avvenuta a Vittoria, dove un 28enne tunisino con problemi psichici, forse al culmine di una lite, ha dato fuoco all'abitazione dei familiari ed è poi fuggito. Solo stamattina l'uomo è stato rintracciato ed arrestato in Piazza del Popolo. Il rogo non ha lasciato scampo alla mamma, che è arrivata in ospedale in fin di vita con ustioni su oltre il 90% del corpo. Condizioni disperate anche per le 2 sorelle di 19 e 34 anni. La prima ha ustioni su oltre il 50% del corpo, la seconda sul 70%. Entrambe sono ricoverate e intubate nel reparto grandi ustioni del Cannizzaro di Catania. In ospedale anche il padre del 28enne, che è ricoverato a Ragusa, alla Giovanni Paolo II, e potrebbe essere trasferito in un'altra struttura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il tunisino avrebbe appiccato il fuoco utilizzando dei copertoni ed il rogo, conferma una vicina, si è sviluppato in piena notte. Rapia, vai Maria, che teravano che mischino, che sta per andare, tutte coperte, tutte bruciate, tutte quelle signore che ci sono altre coperte là, perché erano l'altra signora che era buttata qua, erano già morire. La piccola abitazione in Piazza dell'Unità a Vittoria è stata completamente distrutta dalle fiamme che l'hanno avvolta e che hanno reso complicate anche le operazioni di salvataggio dei vigili del fuoco. Tunisino, lo ricordiamo, è in stato di fermo. Schiaffi, pugni e calci, 2 episodi gravissimi accaduti a Palermo e Milazzo chiudono con agitazione l'anno scolastico nella nostra isola. Il fatto più grave in provincia di Messina. Sentiamo Marco Gullà. Il clima doveva essere di festa da ultimo giorno di scuola e invece tutto è cambiato nel giro di pochi minuti. Liceo Cannizzaro di Palermo, il professore annota un'assenza ingiustificata e di tutta risposta. L'alunno lo colpisce con uno schiaffo al collo. Una vera aggressione. Lo studente sedicenne rischia adesso una sospensione di 30 giorni. Resta il gesto grave, senza nemmeno le scuse dell'alunno. Da Palermo a Milazzo, Istituto Da Vinci, un altro docente aggredito da uno studente. L'alunno si sarebbe reso protagonista del grave gesto dopo aver appreso di essere stato bocciato. La scuola aveva infatti convocato i genitori per informarli della decisione presa, ma poco dopo il giovane ha raggiunto l'istituto per poi scagliarsi contro il professore di matematica incontrato nel corridoio. Calci e pugni. Il professore di matematica adesso sta comunque meglio. Un altro grave gesto al tramonto dell'anno scolastico. Arrestato a Catania un giovane nigeriano accusato di violenza sessuale nei confronti di una prostituta. 10 giorni fa la donna era stata aggredita e costretta a subire lo stupro in una strada vicina al porto. L'uomo l'aveva trascinata a forza in una strada senza uscita dove l'aveva violentata dopo averla tramortita con schiaffi, pugni e colpi di pietra in testa. Il nigeriano è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza e a Fiumefreddo è stato arrestato un uomo che minacciava di morte la ex moglie.
A Palermo a gennaio picchiarono e insultarono giovani omosessuali. Adesso scatta il Daspo Willy per 4 maggiorenni e 3 minorenni che non potranno più avvicinarsi nella zona tra il Teatro Massimo e il Politeama. Marco Gullà. A gennaio, in pieno centro, presero di mira un gruppo di giovani picchiandoli e riempiendoli di insulti omofobi. Poi asportarono alcolici da un mini market, minacciando il proprietario. A febbraio vennero identificati, 3 di loro furono arrestati e posti ai domiciliari. Per un quarto fu disposto l'obbligo di firma e gli altri 3 minorenni vennero collocati in una comunità. Ora per i 7 arriva anche il Daspo Willy, provvedimento del questore che prevede il divieto di accesso ad alcuni locali specifici e un'altra serie di limitazioni. La banda, composta da 9 giovanissimi, entrò in azione nella centralissima piazza Marchese di Ragalmici, aggredendo 6 giovani, provocando loro lesioni e contusioni. I 7 ragazzi risultano indagati per lesioni personali aggravate in concorso e per minacce aggravate in concorso. 5 risultano indagati anche per rapina aggravata in concorso. Adesso per tutti e 7 è arrivato il Daspo Willy. Non potranno transitare, stazionare nella zona in cui si verificarono i fatti tra il Politeama e il Massimo, dove sono presenti diversi locali notturni. A Palermo è arrestato un giovane istruttore sportivo che lavorava in diverse palestre e che è accusato di adescamento di giovanissime allieve e di produzione di materiale pedopornografico realizzato con ragazze minorenni. L'indagine è nata dalla segnalazione di un genitore messo in allarme dai racconti della figlia 14enne. E adesso la crisi idrica in Sicilia, in provincia di Agrigento, sono pronte a entrare in azione le trivelle alla ricerca dell'acqua per tamponare appunto la penuria. Sentiamo Davide Sardo. La provincia di Agrigento sarà come il Texas, le trivelle saranno ovunque alla ricerca non del petrolio ma dell'acqua, ancora più preziosa in una terra morsa dall'afa, dalla siccità, dalla mancanza di infrastrutture adeguate e quindi dalla crisi idrica. Si scaverà senza sosta tra Agrigento e poi Favara e Sciacca, come ribadito l'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. Attraverso una sorta di interconnessione con tutte le reti, certamente possiamo in qualche modo provare a diminuire i disagi della popolazione. Questi pozzi ci daranno nel breve oltre 100 litri di acqua al secondo e questo sicuramente, considerato che Sicilia Acque ha tagliato l'approvvigionamento ad AICA del 30%, sicuramente questo potrebbe essere una prima risposta. E come detto si trivellerà anche a Favara, il pozzo ricadente sul territorio comunale non sarà capace di rendere più di 20 litri al secondo. Non è tutto, i favaresi riceveranno anche l'acqua destinata alla carcere di Lorenzo della zona Petrusa. Con una serie di interventi sulla linea Petrusa saremo in grado di poter intervenire anche sulla condotta che porta l'acqua al carcere, intanto strozzando e tornando anche le abitazioni intorno al carcere, ma poi la cosa più importante, a breve ci sarà la possibilità di fornire il carcere con delle autobotti, quindi dando più respiro alle utenze di Favara. L'unico rimedio risolutivo alla crisi idrica sono i dissalatori, come appena ripetuto anche dal cartello sociale, ovvero diocesi, CGIL, CISL e GUIL. E anche a Messina la crisi idrica si fa sentire. L'ordinanza antisprechi riduce le docce sulle spiagge libere dalle 80 dell'anno scorso alle 13 previste per quest'anno. Francesco Triolo. Allora, in questo momento l'ipotesi è di mettere 13 docce dislocate sull'intero territorio comunale. L'anno scorso ne avevamo messo 80, ma quest'anno la situazione idrica in Sicilia è completamente diversa. Da 80 a 13 a 0 il passo è breve, perché l'ipotesi più ottimista dell'assessore alle politiche del mare Francesco Caminiti potrebbe essere cancellata dall'inasprimento dell'ordinanza antisprechi che il sindaco di Messina potrebbe emanare nei prossimi giorni a causa dell'emergenza siccità in Sicilia. Così si rischia di condizionare anche il piano spiagge di Messina, perché se da un lato la stagione balneare partirà ufficialmente il prossimo 15 giugno, gli operai della Messina Servizi sono al lavoro ormai da giorni per posizionare le rampe d'accesso per i disabili e le isole ecologiche con i cestini per i rifiuti differenziati. Intanto si stanno recuperando zone balneari come quella della spiaggia del Ringo nella zona nord della città, un tempo ricovero di barche e rifiuti, adesso riqualificata. Lì in questi giorni è stato tolto di tutto, decine di pneumatici, rifiuti di ogni genere, cassoni di ferro, vecchi frigoriferi, tavoli e sedie, rifiuti ingombranti, vecchi ed arrugginiti che costituivano anche un pericolo. Adesso si punta alla bandiera blu e per farlo occorre riconquistare porzioni di spiaggia sul territorio.
Il problema principale per la bandiera blu è che andiamo a chiedere 2 tratti di spiaggia che sono Santa Margherita e Capo Peloro, e una striscia limitata di arenile rispetto ai 56 km di costa messinese, però la maggior parte di questa costa è a rischio erosione, quindi dobbiamo concludere tutti gli interventi che abbiamo programmato e che abbiamo attivato. Intanto la siccità crea problemi anche agli allevamenti, tanto che a Bronte e Maniace la Coldiretti ha fatto arrivare un tir di erba medica disidratata per sfamare gli animali, un modo per aiutare le imprese agricole che hanno grandi difficoltà dopo mesi senza pioggia. La cardiochirurgia dell'ospedale Sirina di Taormina non chiuderà. La regione siciliana ha avviato le procedure con il Ministero per la revisione della rete ospedaliera. Il ministro potrebbe emanare un'altra proroga fino al febbraio del 2025. Maglio Viola. Tempi lunghi per ottenere una deroga definitiva al piano ospedaliero che consenta alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina di restare aperta anche in presenza di altra cardiochirurgia a Palermo. La procedura è avviata, ma i tempi per la deroga definitiva potrebbero non essere in linea con le esigenze siciliane. L'operatività della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, attualmente in convenzione con l'IRCS Bambin Gesù di Roma, è stata al momento prorogata fino al 31 luglio 2024 su richiesta del governo della regione e senza una deroga ministeriale sarebbe destinata a chiudere. Tra luglio 2023 e marzo 2024 sono stati 165 gli interventi eseguiti nella struttura di Taormina su pazienti provenienti dalla Sicilia ma anche dalla Calabria, ai quali si aggiungono i 167 del centro del capoluogo, quindi nell'altra cardiochirurgia, avviato il 4 luglio 2023 in convenzione con il San Donato di Milano. Questi i dati a supporto della richiesta che testimoniano la validità dell'iniziativa e la sostenibilità a garanzia dell'operatività di entrambi i poli di cardiochirurgia pediatrica da mettere in relazione fra loro. L'ipotesi avanzata al Ministero prevede infatti un forte raccordo operativo tra il reparto di Taormina con 8 posti letto e quella di Palermo con 12. Anche sul piano delle risorse finanziarie le 2 aziende sanitarie hanno già previsto specifici appostamenti di spesa. In attesa che la procedura di deroga definitiva e revisione della rete ospedaliera faccia il suo corso, si pensa dunque ad una nuova proroga. Entro fine giugno si saprà se i tempi della procedura sono compatibili o se procedere ad una proroga per la quale il Ministro si è già detto disponibile. Si tratterebbe di consentire l'apertura di Taormina almeno fino a febbraio 2025, un tempo sufficiente a definire la revisione della rete ospedaliera. Il 15 di giugno il trenino della Circum Etnea si fermerà per sempre sul tratto Catania-Paternò, un pezzo di storia che scompare per lasciare spazio alla moderna metropolitana. Noi abbiamo fatto un ultimo viaggio proprio sulla Littorina, ce lo racconta Lorena Dolci. Noi siamo fra gli ultimi passeggeri che da questa banchina della stazione Borgo di Catania prenderanno il treno della Circum Etnea. Dal 15 giugno infatti su questa tratta Catania-Paternò lo storico trenino che da oltre un secolo circumnaviga il vulcano si fermerà per sempre. Dal piano tavola con la FCE, andavo al Vaccarini, ci ho passato 5 anni sulla FCE e quindi oggi è un po' una sorta di Amarcord. La dismissione della tratta è stata decisa dalla FCE per non intralciare i cantieri per il prolungamento della metropolitana. Viaggiamo paralleli alla circonvallazione di Catania. Più di 100 passaggi a livello lungo il percorso, quasi tutti automatizzati, la cui presenza in aree urbanizzate è stata proprio una delle ragioni di sicurezza. Tra i nostri compagni di viaggio anche un ferroviario in pensione, vera enciclopedia del sapere sui binari. 40 anni di seguito. Un pezzo di cuore. Un pezzo di cuore senz'altro. Però la notizia buona è che vengono dismessi solo 20 km e il resto di 90 km resta in esercizio. 20 km fondamentali, replicano però i promotori della petizione Salva la Circum, che in poco tempo ha raccolto quasi 6.000 firme. La linea viene letteralmente decapitata. La testa forse non è la maggior parte del corpo della persona, forse non è la parte più bella se vogliamo, però è fondamentale. Tolta la testa non si può dire che hai tolto il 20%, la persona l'hai uccisa. Se la FCE guarda i numeri del traffico, al collegamento con l'aeroporto e alla sicurezza, i contrari al progetto parlano di una Ferrari sovradimensionata rispetto al servizio e pensano alla legge che tutela le ferrovie storiche. È un controsenso, no? Andare a dismettere parzialmente la Circum Etnea quando una legge invece prevede il potenziamento, il recupero di queste ferrovie. Dopo piano tavola, ecco i cantieri della metropolitana che da qui emergerà in superficie, affiancando quelli a scartamento ridotto della Circum. Manteniamo
abbiamo comunque il binario, c'è il modo per mantenerlo. Quando un domani sarà, chissà quando, tutto completato, potremo scegliere se mantenere questo binario per un servizio turistico, un servizio espresso, oppure farci altro. Con questa segreta speranza nel cuore arriviamo alla stazione di Paternò. Da qui e fino al riposto per ora il trenino è salvo. Primo confronto con il territorio della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, presentate le iniziative da proporre agli operatori turistici e ai cittadini. Sentiamo Davide Sardo. La Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura ha avviato la fase di rodaggio. Sul tavolo al consorzio universitario sono stati poggiati i primi progetti ed iniziative da proporre ai turisti e ai visitatori dal 1 gennaio 2025 e per un intero anno. Nella sede universitaria agrigentina si è svolto un altro tra i primi confronti con il territorio agrigentino, a cui ne seguiranno altri per promuovere e concertare la preparazione dell'evento, ascoltando e condividendo idee e proposte da attuare all'interno di Agrigento 2025. All'appello hanno risposto operatori turistici, imprenditori, rappresentanti di associazioni culturali e tanti cittadini. Agrigento Capitale della Cultura non è un qualcosa di qualcuno, ma è un'opportunità per tutta la collettività della provincia di Agrigento per far emergere il bello, per far emergere le positività, per far emergere i talenti, per creare effervescenze culturali che devono promanarsi dal 2025. Il 2025, consentitemi, è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Guai a immaginare il 2025 come fosse soltanto l'anno della cultura. Dobbiamo far sì che quest'anno diventi invece il punto di partenza per gli anni successivi. Continuiamo a fare il nostro lavoro come Farm, abbiamo un progetto che realizzeremo comunque e a prescindere, che è la Biennale delle città del mondo. Rotto il ghiaccio, buona la prima, come si dice in questi casi, in virtù del successo dei partecipanti, la Fondazione Agrigento 2025 adesso è in viaggio per il vasto territorio della provincia per incontrare e confrontarsi con altrettanti interlocutori, alimentando e stimolando interesse e passione verso l'avvento dell'anno Capitale della Cultura. A Catania il Palasport di Nesima, da 20 anni in stato di abbandono, non rimarrà un'incompiuta. Il sindaco Enzo Trantino e l'assessore Sergio Parisi stamattina a Palazzo degli Elefanti hanno illustrato il progetto di riqualificazione della struttura, i cui lavori inizieranno nei prossimi giorni con un investimento di 15 milioni di fondi comunitari. Conoscere i principali metodi usati dai truffatori nei confronti dei cittadini per potersi difendere, grazie anche a una campagna di informazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania. Di questo si occuperà oggi Sicilia 24 Focus, ospite di Roberta Lunghi il capitano Domenico Rana, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Acireale. Le domande dei telespettatori potranno giungere con messaggio di testo al numero WhatsApp 342 74 55005. Appuntamento in diretta alle 14.30 su Telecolor e in streaming sul sito La Sicilia Web. Una breve pausa, poi ci occuperemo di una novità che riguarda Tao Arte. Gianna Fratta è la nuova direttrice artistica di Taormina Arte, prende il posto di Beatrice Venezzi e debutterà con uno degli eventi più importanti per la Fondazione, il Festival del Cinema in programma a luglio. E ai nostri microfoni dice: allunghiamo la stagione spettacoli non solo d'estate. Eva Spampinato. Il passaggio di testimone è stato un passaggio di bacchetta. Alla direzione artistica della Fondazione Taormina Arte arriva Gianna Fratta, direttrice d'orchestra e pianista, che prende il posto di un'altra maestra d'orchestra, Beatrice Venezzi, che ha lasciato Taormina dopo il commissariamento, in seguito al quale ha finito il suo compito la sovrintendente Ester Bonafede. La Fratta, originaria di Erba, in provincia di Como, è legata alla Perla dello Ionio da lungo tempo. Io ho avuto in verità molte frequentazioni con Tao Arte come project manager di
del Festival Bellini, insomma delle celebrazioni belliniane organizzate dalla Regione Sicilia, che ha avuto a che fare per vari anni con Tau Arte. Fratta si occuperà di produrre, promuovere e valorizzare tutti gli eventi artistici della Fondazione, dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, proprio alla vigilia della 70ª edizione della Taormina Film Fest, punta di diamante della Fondazione, che si terrà dal 12 al 19 luglio. Stiamo programmando con il commissario Bonomo tutta una serie di attività e cercheremo anche di metterlo in contatto con artisti, intellettuali, attori di caratura internazionale, quindi certamente ci daremo tutti molto da fare. Anche avremo tante manifestazioni di teatro, di musica, non solo nei mesi estivi, ma pensiamo di allungare la stagione anche nei mesi autunnali e poi invernali. Ma già la prossima settimana arriverà il primo appuntamento importante per la neodirettrice, il Tau Book, dove vestirà un doppio ruolo. Dirigerò per il oramai credo 4º anno consecutivo il galà di Tau Book. Quest'anno c'ha degli ospiti molto prestigiosi, sono già stati annunciati. Nel corso della sua carriera, la Fratta ha suonato e diretto in molti prestigiosi teatri, da Buenos Aires a Seul, da Hong Kong a Praga. Presentata la nuova stagione dei teatri ABC e Musco di Catania, tanti nomi di grande rilievo regionale e nazionale per un cartellone all'insegna della comicità, dell'intrattenimento e della riflessione. Eva Spampinato. Sarà una stagione per la terza volta all'insegna del divertimento, della spensieratezza, è proprio una stagione che accoglie il pubblico per farlo stare bene. 2 cartelloni, 26 nomi di prestigio e una parola d'ordine: sorridere con leggerezza. È stata presentata questa mattina la stagione 2024-2025 dei teatri ABC e Musco, che a partire da ottobre alzeranno il sipario su nuove commedie e spettacoli di intrattenimento. E ci saranno anche 3 appuntamenti nazionali con Tedeschi, Iannuzzo e Quattrini. Verranno fatti all'ABC per accogliere più persone, dato che sono spettacoli nazionali e dove ci sarà una grande affluenza, ma dato che l'ABC e il Musco fanno parte della stessa famiglia, sicuramente sarà una grande stagione complessivamente divertente per tutti. Dagli amatissimi interpreti di casa nostra ai prestigiosi nomi del teatro italiano, passando per le performance di Arturo Brachetti. Una stagione come ogni anno, prestigiosissima, Pannofino, Rubini, Buccirosso, Boni, quindi la crème del teatro nazionale. Il berretto a sonagli di Pirandello sarà affidato a Enrico Guarneri. Una prova ardua, difficile, complicata, perché bisogna misurarsi con esempi non luminosi ma abbaglianti. Che chiuderà poi con il Paraninfo di Capuana, mentre Pippo Pattavina svestirà i panni pirandelliani per indossare una maschera comica. Una commedia pazza in un certo senso, che si chiama Il ratto delle Sabine. Questo attore girovago con una compagnia di scalcinati, di un'ignoranza abissale, scambia il ratto per topo, per sorci, insomma ne succedono di tutti i colori. Breve pausa e poi il calcio con il Catania che è sempre più vicino a Domenico Toscano. Eccoci al calcio, questione davvero di ore e di una firma, l'arrivo sulla panchina del Catania di Domenico Toscano. L'accordo del Cesena con D'Aversa dà sostanzialmente via libera al tecnico calabrese. Francesco Triolo. È solo una formalità, anzi una doppia formalità, l'arrivo di Domenico Toscano sulla panchina del Catania. Questione di documentazione, quella che deve essere sistemata a Cesena per mettere nero su bianco la rescissione del legame contrattuale che legava l'allenatore calabrese ai romagnoli anche per il prossimo campionato, per una clausola inserita nel contratto che ne prevedeva il rinnovo automatico in caso di promozione e poi a seguire e di conseguenza la firma sul contratto che farà diventare Toscano il nuovo allenatore del Catania per i prossimi 3 anni. La firma di Roberto D'Aversa a Cesena libera un po' tutti e, come si dice in questi casi, è davvero questione di ore, con l'ufficialità che potrebbe avvenire nella giornata di oggi, più probabilmente domani. Da definire invece la posizione di Michele Zeoli, il tecnico che ha traghettato il Catania nei momenti più complicati di quest'ultima stagione e che si è messo a disposizione del club da uomo squadra.
Una volta chiuso il cerchio sulla guida tecnica, il direttore sportivo Daniele Faggiano potrà dare un'accelerata anche al mercato dei. Sono diverse le piste che sta seguendo. Uno dei giocatori che al Catania piace già dalla sessione di gennaio è Gabriele Artistico, attaccante della Virtus Francavilla, appena retrocesso e quindi libero di accasarsi ovunque. Già in inverno aveva espresso gradimento per la piazza rossazzurra, adesso occorrerà verificare se verrà confermato. È tutto, vi ricordo che subito dopo di noi Sicilia 24 Focus, oggi curato da Roberta Lunghi. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.